Per 5 volte, anche nel mese di agosto, la Basilica è andata sott'acqua, allagata dalla marea. Fenomeno alquanto insolito per la stagione estiva. Il centro previsioni maree del comune di Venezia ha diffuso poi una previsione di marea a quota 110 cm sul medio mare anche per venerdì sera alle 23:55. Dunque non c'è solo la previsione di una punta massima tra i 135 e i 140 cm di marea dalla Punta della Salute a preoccupare. Il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, lo ripete da 2 anni. Ci troviamo a distanza di 2 anni ancora a dover sperare che qualcosa si faccia. Mi sovviene che a Genova in meno di 2 anni hanno ricostruito un ponte delle dimensioni e del costo che tutti abbiamo avuto modo di vedere. Occorre intervenire a difesa della Basilica Marciana, dunque non si può più attendere così a lungo. A Venezia purtroppo, nonostante la buona volontà di tutti gli attori, siamo ancora a cercare di trovare una soluzione che sia realizzabile. Questo ci fa un po' cadere le braccia, perché noi adesso registriamo che dopo di aver avuto 5 acque alte nel mese di agosto di quest'anno, cosa mai successa prima, dobbiamo avere il terrore che questo sabato possiamo avere un'acqua alta che raggiungerà forse i 120, i 130, i 140. Parole che suonano come quasi un giusto ultimatum. Credo che sia obbligatorio per tutti quelli che hanno le responsabilità istituzionali deputate di rendersi conto che non possiamo più aspettare. Il rischio che corre la Basilica, ma il rischio che corre tutta la laguna di Venezia, non può essere lasciato alla casualità.